Sesta corsa, un bel confronto per cavalli anziani di categoria B e C, è il centrale di giornata, sono in 6 dietro le ali della macchina, con il numero 1 Dandolo e Romolo Ossani. Quando il countdown si avvicina allo 0, 10 secondi. Dicevamo all'1 Dandolo e Romolo Ossani è l'estremo outsider della contesa, a 40. Con il 2 Dark Lady dei Room Roberto Ruvolo a 12, con il 3 da Covo Mail VP dell'Annunziata a 6, con il 4 Estasi di No e Carmine Piscoglio a 7, con il 5 Bepi B Alessandro Gocciadoro a mezzo e con il 6 Hercules Bar Antonio Di Nardo a 7. Corsa con un netto favorito nel numero 5 di Bepi B, macchina che inizia a muoversi e raccoglie i concorrenti lungo la curva di sinistra. Si ritrae dal 6 Hercules Bar, che non è intenzionato a far partenza. Macchina che accelera e stacca con veloce Estasi di No con al largo Bepi B. Estasi di No al comando, Bepi B che va a chiedere strada lungo la prima piegata. Sbaglia in coda invece Hercules Bar. Estasi di No al comando, Bepi B che si presenta. Cavallo numero 6, Hercules Bar, squalificato. Deve lavorare di mani Alessandro Gocciadoro per tenerlo in su e quando la curva diventa dritta passa, sfila a condurre a spesa praticamente 0. 14,2 il lancio, Bepi B in vantaggio. In seconda posizione Estasi di No, in terza Dark Lady dei Room, in quarta Dandolo, in quinta c'è da Covo Mele, finito a tabellone, Hercules Bar. 29,1 i primi 400 metri di Bepi B, che si lascia graduare, passa i 600 in 44,8. Ha spostato da Covo Mail, che risale allo scoperto, raggiunge Dark Lady dei Room e cerca di andare sulla testa della corsa. Bepi B intanto si mantiene indisturbato leader, 59,4 per la metà gara. Bepi B in vantaggio nei confronti di Estasi di No, si impegna al largo da Covo Mail, poi Dark Lady dei Room, quindi Dandolo. Chilometro, passato da Bepi B in 1,14. Bepi B che prosegue in vantaggio nei confronti di Estasi di No, al largo c'è da Covo Mail, poi ancora Dark Lady dei Room e Dandolo. Il leader che allunga in progressione, 13,8 la retta opposta alle tribune, 1,27,8 i 3/4 di miglio. Bepi B in evidenza nei confronti di Estasi di No che continua a filarlo, a largo sempre da Covo Mail, in corda Dark Lady dei Room all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Bepi B è in netta evidenza nei confronti di Estasi di No che continua a seguirlo. Nel finale Bepi B stacca per venire a vincere comodo, mentre per il secondo Estasi di No si mantiene nettamente avanti a Dark Lady dei Room. 28,2 ad arrivare, 1,12,2. Passeggiata di salute con 56,6 a chiudere per Bepi B. Alessandro Gocciadoro guida allena per l'azienda agricola Biasuzzi, declassato nel contesto il figlio di Donato Hanover e Loren B. Vince come vuole, a scherzare, con buona chiusa. Il rosso e verde della scuderia Biasuzzi a segno in questo centrale del pomeriggio. Alessandro Gocciadoro guida e allena Bepi B, vincitore.